Podere numero 1839, superficie 14 etri e 29. La paternità è Fu Domenico, nato il 31/10 del 1882, capofamiglia. Loro sono venuti in Agro Pontino il 3/12 del 34, suini 2, carri 1, aratri 2, erpici 2, seminatrice niente, falciatrice 1, 20 piante da frutta, piante forestali 1800. Dal 1933 Puore Memari ha letto un articolo sul Gazzetin dal Friuli, là che diceva che i vecchi combattenti di guerra potevano usufruire di un po' di 15-20 ettari di terra per portare la famiglia, basta che avevano 4 unità lavorative di maschile e 2 unità femminili, cioè l'unità che passava dai 18 anni in su. Noi eravamo in Frosso, abbiamo tardato un anno perché non arrivava l'unità lavorativa. Però Puore Memari ha contraffatto la firma dall'uomo e là dal podestà, che era amico, e ha fatto la firma e ha fatto la domanda di venire sull'Agro Pontino. E io sono venuto su. Certo, quando sono arrivato qui, era un po' differente da là che sono nato, come abitudini, come caratteri e via di seguito. I furlani erano più spicci, più franchi, più liberi e dicevano quel che pensavi. Qui era un nenè più di malizia, tal di Lisrobis. Poi non si alava un po' con sospetto, perché pareva che fosse mius a roba lattiare. Si arrivasse il 4 di dicembre, però a Epifania, all'era già il fuoco grande con le slidrie delle piante che ho chiappato su. E ho continuato a fare il fuoco sempre, forse dal 40, 41, 42 che ero in Russia. In che volte non ho potuto farlo, ma se no, sempre, ogni anno lì, a casa mia, si bruciavano le piante, si metteva ramas di eucaliptus, di tutto quel che si chiamava, frastis, spinis e via di seguito, e per giurare le piante si tirava su con gli sguardi, rabuedis di automobili, di trattori, facevano una fattura enorme a tirare su gli rabuedis di trattori per giurare le piante con la guardia. E dopo si dava il fuoco, e allora il fuoco più grande all'Agro Pontino era sempre di Bernardis. Portaccio, guarda se le befane. No, è questa che è tutta voglia. Ecco, la befana è pronta, andiamo. Andiamo, andiamo. L'ho fatto pedati dai figli. Come mai? L'hai legata No, l'ho legata male, non ci voglio più. Che volete voi? Noi, le usanze nostre sono da farle la vigilia della Befana, perché poi lassù so che mia sorella è a Udine, però la fanno il 6, la sera della Befana. Invece qui, in zona, la fanno il 19 di marzo, la sera di San Giuseppe, no? Ma bruciano proprio anche in piazza, lo fanno. I terracinesi, avevano il focaraccio, lo chiamavi. Le usanze è di qui, però noi non ci siamo mai entrati, come loro noi nelle nostre. Era la gente di qua che non ci accettava, o noi, non loro. Polentoni ci chiamano, ma basta. Cispadani e polentoni a noi, questi, ancora oggi. Poi ci chiamano ancora i tischetoschi, perché non ci capiscono. E invece il San Paolo. Hai Vergagna? Io sono nato a Tagliedo di Chions, provincia di Pordenone. Noi siamo partiti da su il 5 novembre a mattina. Le di prime sono andati a caricare le robe, i vestiti, tutte le robe lì. E noi partiti anche un po' più che non si poteva circolare, no? Ma i ferrovieri no, hanno serrato un volo.
Io con la mia mamma e mia sorella il 5 gennaio del 1937 siamo partiti dalla stazione di Oderzo per venire nell'Agropontino e abbiamo preso il treno alle 5 del pomeriggio. Da Oderzo fino a Venezia abbiamo visto soltanto Pignarul, si diceva una volta, sì, noi dicevamo in un'altra maniera, perché Ponevin, noi dicevamo il Ponevin. Ne ho visti talmente tanti per 3 ore che non mi sono più staccata dal finestrino del treno. Scimpin i fuchs d'Epifanie lontan, e son per mons, ai temps pels mons perdut, e continus nos l'antiga història plena di luz, di fuc, di fuc e di lirie. Come stranche, capì? Le fai, no? Così a chiappe vengono. Ma qui i friulani specialmente lo fanno tutti, è una tradizione portata dal Friuli, insomma, ecco. Noi l'abbiamo sempre fatto. E poi quando è la sera si cena oppure si prepara, si porta là, si accende il fuoco e tutti attorno, chi strilla, chi canta, chi balla, si fa una magnata e tanto il fuoco finisce e poi ci raduniamo o giochiamo a bestia o a carte o a tombola, dipende. Però sono rimasti pochi che lo fanno i friulani. C'era una zia che è ritornata su a Pertoto e quella si strillava dai nus pan, dai nus vin, là di Pieri contati, e quella guardava dove andavano le palistis là e sapeva dire che è un anno abbondante, un anno meno, un anno di miseria, insomma. Poi questo era un grande fuoco, che insomma si riunivano tutti, diciamo, a fare questo grande fuoco. Poi la sera si brucia, uno si radunava tutti, giovani, vecchi, tutti. La prima cosa si buttava l'acqua santa e si accendeva. Poi si diceva litanie e poi si cantava qualche canzone, diciamo. State attenti se il fuoco als vole, se us parte ben o mal, e s'al fas sorelli e va, chiap el sac e va al marchiap. E s'al fas sorelli amont, chiap el sac e va al mont.